Noi, come Grimaldi Spagna, ci occupiamo della promozione dell'isola di Sardegna sulle agenzie di viaggio e tour operator spagnoli per favorire il viaggio in nave con Grimaldi da Barcellona a Porto Torres. La presenza di autorevoli rappresentanti di diversi aspetti della cultura, della gastronomia, del lavoro e del turismo spagnolo è un'opportunità grande e abbiamo deciso di invitare a questo evento tanti nostri clienti, appunto agenzie e tour operator, perché entrino sempre di più in un livello adeguato di conoscenza della Sardegna che ancora in Spagna non è così conosciuta come vorremmo. La Sardegna in Spagna è conosciuta, però soltanto quando la si nomina. Se si dice conoscete la Sardegna? Sì, la reazione sì esiste, però se diciamo dici un'isola del Mediterraneo o un luogo dove ti piacerebbe andare, la Sardegna non appare. Non appare ancora. Nelle zone più vicine al porto di Barcellona, come la intera Catalogna, si comincia a conoscere molto di più. Si conosce la città di Alghero, si conosce la zona del nord della Sardegna e quindi il livello di conoscenza da parte degli spagnoli dell'area catalana è più elevato. E quelli che la conoscono che immagine hanno della Sardegna? Principalmente di spiagge e di sole, evidentemente, però si colgono alcune tendenze molto interessanti, che sono quelle di un luogo molto autentico, di una natura molto bella, della possibilità di vivere con una certa tranquillità rispetto alla tipica spiaggia spagnola che è, diciamo così, molto più allo stile Rimini per quello che è un italiano. Per il turismo spagnolo la Sardegna ha due livelli di grande potenzialità. Uno, quello più tradizionale, come bellissima isola con fantastiche spiagge e un'eccellente gastronomia, soprattutto nel periodo estivo. E qui c'è ancora spazio. È vero che agli spagnoli fanno concorrenza altri turisti, gli italiani, i tedeschi, però per noi che vogliamo promozionare la Sardegna in Spagna è ancora importante e per questo è fondamentale avere ospitalità alberghiera. Abbiamo bisogno di letti, abbiamo bisogno di camere, abbiamo bisogno di hotel. La Sardegna ci deve dare questo spazio anche in estate. Il secondo livello di potenzialità è quello fuori stagione, è quello di una Sardegna diversa. La Sardegna diversa, la sua cultura, il suo folklore, i suoi eventi. In questo eventi come quello di oggi ci possono aiutare e aspettiamo che ci dia una mano l'istituzione sarda.